Buongiorno al sindaco Roberto Pizzoli, che sta affrontando con la sua giunta e con tutte le persone che stanno, i pescatori, la protezione civile, carabinieri, polizia e quant'altri a questa grandissima emergenza. Com'è, sindaco, la situazione nel suo comune e in particolar modo nella Sacca di Scardovari? Sì, buongiorno a voi. Insomma, la situazione, come avete visto nei giorni scorsi, è stata drammatica, soprattutto sul tratto della Sacca degli Scardovari, dall'altezza del Consorzio fino alla spiaggia. Purtroppo sono scomparse una cinquantina di cavane e un'altra 20-30 che sono state danneggiate molto seriamente, con attrezzatura, tra l'altro, che le cavane è un po' la seconda casa del pescatore, dove all'interno ha tutte le sue attrezzature per la lavorazione delle cozze, per andare a pescare, quindi insomma c'è gente che ha perso veramente tutto, ed è stata una situazione veramente molto molto difficile. Subito dall'indomani, siamo anche al Consorzio, ci siamo attivati per il ripristino. I pescatori stessi, devo dire, si sono imboccati le maniche e sono subito scesi dove avevano le loro proprietà, per cercare di ripulire, di sistemare, per ripartire. Oggi, proprio in mattinata, ho dovuto però fare un'ordinanza di chiusura delle tratto stradali per non far andare le persone anche lungo le spiagge e lungo il litorale, perché c'è una nuova allerta meteo per la giornata di oggi e domani, in particolare fino a domenica. Ecco, stanno scorrendo le immagini della Sacca, appunto fatte dal drone dell'amico Gigi Florida Maestro, e vediamo effettivamente che sono pochissime quelle che si sono salvate. Per questo le chiedo, quando è che potranno riprendere secondo lei le attività? L'attività lavorativa, innanzitutto bisogna, se non altro, dare cioè, per quanto riguarda chi ha perso gli ormeggi, chi ha perso le cavane, dare la possibilità di raggiungere con le imbarcazioni. Poi c'è una questione che riguarda l'attrezzatura, quindi chi aveva delle attrezzature a casa o meno, perché ad esempio adesso c'è freddo, per andare in acqua serve una sorta di palombaro, non tutti. Chi ha perso, ad esempio, dovrà farselo rifare nuovamente. Ci sono dei tempi, insomma, dipende, può essere una settimana, per qualcuno potrebbe essere anche un mese. Ecco, avete già un'idea della somma dei danni, perlomeno fisici, le cavane distrutte, le attrezzature? Ci parlava in diretta l'altro giorno anche dei vivai e degli allevamenti di cozze. Sì, fuori in mare gli allevamenti di cozze e vivai bisognerà comunque aspettare comunque un ripristino delle condizioni meteo accettabili per fare una verifica. Per quanto riguarda invece i danni, diciamo, materiali, adesso la stima è ancora spannometrica, però comunque andiamo intorno a diversi milioni di euro, comunque, più di qualche milione di euro. Tra l'altro abbiamo visto che è intervenuta anche la Banca Adria, elargendo, adesso ci spiegherà se sono elargiti a rientro dei soldi, però avete parlato anche di costituire un IBAN, è già attivo? Il conto corrente, guarda, sto proprio in questo momento firmando tutte le carte per far partire il conto corrente il conto corrente comunale per la raccolta dei fondi di solidarietà per la Sacca degli Scardovari. Sto adempiendo proprio in questi minuti alla procedura. Poi Banca Adria ha dato la disponibilità di una somma a tasso agevolato con un rientro particolare. Adesso dico la verità, non ho affrontato direttamente, sono 5 milioni di euro con un tasso molto agevolato, per dare la possibilità, insomma, di chi ha necessità anche di finanziamento, ecco, di trovare un po' di ristoro più sicuro, ecco, più tranquillo. Poi c'è il gruppo Ali, che ha fatto per tutto il litorale, anche naturalmente per quanto riguarda la Sacca degli Scardovari, ha dato la possibilità di donare un euro raggiungerà il gruppo Ali, e quindi insomma si darà 2 euro andando a fare la spesa nelle catene di supermercati del gruppo, insomma. E poi devo dire la verità, mi hanno chiamato comunque anche tanti altri soggetti, anche comuni vicini, che vorrebbero fare, insomma, una sorta di gara di solidarietà, quindi insomma, ecco, la vicinanza c'è, ecco, l'impegno c'è. Perfetto, il sindaco, noi la ringraziamo, naturalmente siamo vicinissimi alla cittadinanza, siamo vicinissimi agli amici di Scardovari, di Porto Tolle, sappiamo quanto noi polesani siamo tenaci, e naturalmente complimenti per quello che state facendo. Grazie mille, ripeto, un grazie sentito
lo devo fare a tutti i volontari e naturalmente alla polizia locale, alle forze dell'ordine. Un grazie a voi, ma a tutti i cittadini, tutte le persone, perché è una cosa che mi ha toccato moltissimo vedere anche tanta gente comune, tante persone, i messaggi che ho ricevuto di vicinanza e di solidarietà sono quelle cose che fanno bene, perché al giorno d'oggi siamo tutti un po' più freddi, magari un po' più calcolatori, però abbiamo, ecco, davanti a queste cose qua è bello vedere tanta solidarietà. Grazie a tutti. Grazie a lei, Sindaco.